Straordinaria te, eccoci nuovamente in diretta, puntata di quest'oggi dedicata alla salute per parlare delle malattie polmonari correlate al fumo. Ringrazio e saluto i nostri ospiti che sono qui con noi in studio per affrontare questo argomento. Benvenuta alla dottoressa Micaela Romagnoli, buongiorno, direttrice dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, e benvenuto al dottor Matteo Bonato, dirigente medico della pneumologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Grazie allora per essere qui con noi. Parliamo dunque, dicevamo, di patologie correlate al fumo perché tra pochi giorni, il 31 di maggio, si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Dottoressa Romagnoli, che cosa significa questa festa, diciamo tra virgolette, e quale ritiene sia l'importanza appunto di celebrare una giornata proprio liberi dal tabacco? Certo. Allora il 31 di maggio è appunto la giornata mondiale senza tabacco, che in inglese viene chiamato il World No Tobacco Day, ed è una ricorrenza che in realtà a cui si è data molta enfasi negli ultimi anni, ma in realtà decorre dal 1988, quindi è già da tanto tempo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha appunto indetto questa giornata allo scopo di prevenire, quindi è uno scopo di prevenzione per informare e sensibilizzare il più possibile tutta la cittadinanza mondiale sui rischi che sono correlati al fumo di sigaretta o affini, dobbiamo dire adesso, e rischi che possono essere anche molto gravi sulla salute pubblica. Ricordiamo che non ci sono solamente le malattie polmonari o respiratorie fumo correlate, delle quali andremo appunto nel dettaglio nei prossimi minuti, ma esistono tantissime malattie a livello sistemico, perché il fumo di sigaretta può causare, diciamo, dei danni che sono peraltro danni irreversibili a tutti i nostri organi e apparati. Basti pensare ad esempio all'invecchiamento precoce della pelle, della cute, che purtroppo è visibile anche in tanti dei fumatori, ma fino a malattie anche molto più gravi e impattanti sulla salute pubblica, come ad esempio le malattie respiratorie, ma anche non so, tumori veri e propri, tumori della laringe ad esempio, tumori addirittura delle vie urinarie, della vescica, e tutte le importantissime comorbidità cardiovascolari che sono indotte da fumo. Quindi ad esempio pensiamo all'aterosclerosi, all'infarto del miocardio, fino anche ai danni cerebrali, come per esempio l'ictus, no? Quindi danni di tipo cerebrovascolare, ictus, emorragia cerebrale. Per cui parliamo di malattie indotte da fumo che sono sistemiche, che possono colpire qualsiasi dei nostri organi e apparati. Ecco, dottoressa, mi incuriosiva, lei ha detto fumo e affini. Sì. Che cosa significa affini? Allora, affini perché ovviamente con le campagne diciamo che sono partite negli ultimi 10, ormai forse anche di più, 10 anni e più, il fumo di tabacco è stato limitato, no? Basti pensare a una volta che si fumava nei cinema, si fumava nei ristoranti, nei locali pubblici e anche nelle scuole, addirittura negli studi medici, negli ospedali, quindi mancava una normativa che grazie a Dio adesso invece esiste ormai in maniera assolutamente diffusa. E in questo quindi le multinazionali hanno cercato di compensare diciamo così, questo tra virgolette danno, no? Per magari una riduzione, se vogliamo, possibile del consumo del tabacco di sigarette con altri dispositivi, no? Quindi pensiamo alle sigarette elettroniche, agli IQOS, eccetera, eccetera, ma sono tutti presidi che in realtà è stato dimostrato da lavori, insomma, anche sperimentali, che causano dei danni irreversibili alla salute. Quindi le società scientifiche, soprattutto le società scientifiche respiratorie a livello internazionale, ma non solo,
hanno espresso il loro worrying, cioè la loro preoccupazione per questi dispositivi, perché sono assolutamente dannosi anch'essi per la salute. E quindi questo è un messaggio molto importante che lanciamo anche e soprattutto ai giovani, ai ragazzi che magari pensano di utilizzare questi dispositivi e di non avere alcun danno, mentre invece in realtà il danno c'è. E tra l'altro, se vogliamo un attimo parlare anche di numeri, perché penso sia importante anche per chi ci ascolta in questo momento, i danni da fumo sono immensi. Dunque, intanto ci sono 27 patologie che sono state riconosciute essere ufficialmente causate dal fumo di sigaretta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità le ha proprio dichiarate in maniera ufficiale. E se andiamo a vedere i dati a livello mondiale, anche questi sono veramente preoccupanti. Basti pensare che ad esempio sulla popolazione mondiale attualmente totale di circa 8 miliardi, 1 miliardo è fumatore. Quindi parliamo veramente di numeri spaventosi. Di questo miliardo di fumatori, che sono per l'80% peraltro in paesi a basso-medio reddito, ne muoiono circa 10 milioni all'anno proprio per le patologie fumocorrelate. Se guardiamo i numeri italiani, ad esempio, in Italia ci sono anche qua circa una decina di milioni di fumatori, c'è una prevalenza più o meno in Italia di fumatori di circa il 20%, che è molto vicina alla prevalenza media europea, quindi vuol dire che 1 su 5 praticamente fuma. E di questi 10 milioni di fumatori, 80.000 muoiono ogni anno per patologie correlate al fumo di sigaretta, quindi è assolutamente un problema immenso. Quindi ecco perché c'è la giornata mondiale, ogni anno viene appunto così indetta e organizzata questa giornata mondiale senza tabacco, proprio per sensibilizzare la popolazione. Credo che sia di una fondamentale importanza questo, perché ovviamente se i cittadini non sanno, non sono a conoscenza, ma ormai insomma penso che le informazioni siano molto diffuse, dei danni indotti da fumo, ovviamente non possono trarre le conclusioni necessarie per la sospensione o per non avvicinarsi mai a questa abitudine. Peraltro quest'anno, proprio quest'anno, ci terrei insomma a lanciare questo messaggio a chi ci ascolta, ogni anno la giornata mondiale viene lanciato un appello, cioè un messaggio che cambia di anno in anno, e il messaggio che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto dare quest'anno è proprio di: abbiamo bisogno di cibo e non di tabacco. Questo è il messaggio che a livello mondiale viene inviato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E in che cosa consiste? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in un periodo di pandemia, come veniamo dal periodo di pandemia Covid-19, in cui l'isolamento, il calo della produzione, tutto quanto ha messo in forte difficoltà tutta la popolazione, in un periodo di guerre, purtroppo anche in Europa, in un periodo di eventi climatici assolutamente imprevedibili e gravissimi, non ultimo quello della settimana scorsa nella nostra Emilia-Romagna, ebbene tutto questo non fa altro che portare una ridotta produzione di cibo, per cui è ora che gli enti governativi e politici sensibilizzino affinché si possa trasformare la produzione di tabacco in produzione di alimenti. Assolutamente sì. Alimentare. Ecco, entrando nel merito, proprio focalizzando la nostra attenzione sull'apparato respiratorio, dottoressa Romagnoli, quali sono, lei ne accennava già in parte prima, le malattie che può provocare il fumo di sigaretta, e qual è anche il loro impatto, insomma, sulla salute e sulla qualità di vita dei fumatori? Certo. Allora, se andiamo appunto nello specifico delle malattie bronchiali, respiratorie, polmonari, purtroppo sono tante le malattie che sono correlate al fumo di sigaretta. Possiamo tranquillamente dire che forse il 70% del nostro lavoro di pneumologi è proprio dovuto alle malattie fumo correlate, quindi è la maggior parte delle malattie che noi tutti i giorni dobbiamo affrontare. E le malattie più frequenti, sicuramente tutta la popolazione che ci ascolta le avrà già sentite, sono la bronchite cronica, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, l'enfisema polmonare, le complicanze per esempio indotte da fumo anche in chi è asmatico magari, cioè asmatici che fumano possono avere delle gravi complicanze, poi fino alla
insufficienza respiratoria, per esempio insufficienza respiratoria cronica, quindi pazienti che hanno bisogno di ossigeno a lungo termine per anni nella loro vita, o addirittura ventiloterapia notturna perché diventano poi ipercapnici, cioè si accumula anidride carbonica nel loro sangue sempre come conseguenza del fumo di sigaretta, fino a poi arrivare al più temuto tumore del polmone, che sappiamo essere il tumore che non dà segni di ridursi, ecco, mentre tutte le altre neoplasie degli altri organi e sistemi hanno una tendenza alla riduzione dell'incidenza, forse anche dovuta a una possibilità di buona prevenzione, il tumore del polmone continua purtroppo ad essere in aumento. Quindi se vogliamo parlare di una delle più frequenti, magari così un cenno, una delle più frequenti patologie respiratorie, che è la BPCO, questo è un acronimo che vuol dire broncopneumopatia cronica ostruttiva. Sicuramente molti dei telespettatori che ci ascoltano hanno insomma questa patologia, una patologia respiratoria cronica, e quindi una volta che si sviluppa non è reversibile, e consiste in una sorta di chiusura dei bronchi, no? Cioè sono i bronchi che per il fumo di sigaretta, che magari è anche stato sospeso 10-20 anni prima, ma purtroppo il fumo lascia il suo segno, quindi anche se si smette di fumare, prima si smette meglio è, ma non è che si azzera il rischio per sviluppare malattie fumo correlate. Si sviluppa progressivamente questa ostruzione delle vie aeree che quindi va ad impattare sulla qualità di vita con sintomi quali la fatica a respirare, la tosse, l'espettorazione, e c'è proprio un calo della funzionalità respiratoria, quindi i pazienti diventano sintomatici. Questo in cronico, ma poi ci sono anche le fasi di riacutizzazione di BPCO che sono molto temute in ospedale perché possono dare degli eventi anche gravi. Ecco, dottor Bonato, proprio a questo proposito, no? Si può quindi riacutizzare la bronchite cronica ostruttiva con quali sintomi, con quali gravità e poi come impatto, diciamo, sulla qualità della vita del paziente? Certo, allora la BPCO, per BPCO riacutizzata si intende un peggioramento acuto dei sintomi di BPCO, quindi i principali che sono la dispnea, cioè la fame d'aria, e la produzione di catarro e spettorato. Queste riacutizzazioni a cosa sono dovute? I fattori possono essere molteplici, ma in primo luogo sicuramente le infezioni del tratto respiratorio, quindi da virus, batteri, e si è visto anche che l'inquinamento, da ultimi studi, l'inquinamento atmosferico ha un ruolo importante, infatti il tasso di riacutizzazioni aumenta nei giorni in cui i PM10 superano i livelli di soglia. Le riacutizzazioni possono essere lievi e quindi essere gestite anche a domicilio con l'aiuto del medico di famiglia, oppure possono essere gravi, provocare un'insufficienza respiratoria e quindi richiedere un ricovero ospedaliero in un reparto che può essere il reparto di pneumologia dove noi lavoriamo, ecco, o anche in reparti di medicina interna, o addirittura, laddove indicato, possono richiedere l'intubazione o la tracheostomia e quindi il ricovero in rianimazione. Ecco. E quindi sostanzialmente sono degli eventi molto gravi per i pazienti in termini non solo di evento acuto, ma anche di prognosi a lungo termine, perché è come se dopo ogni riacutizzazione il paziente perdesse un pezzettino di polmone che poi non recupera più. Ecco, e quindi sostanzialmente si innesca tutta una reazione a catena che porta anche a nuovi ricoveri subentranti per successive riacutizzazioni, una maggior fragilità del paziente, una maggior suscettibilità a nuove infezioni e disabilità. Infatti, secondo gli ultimi studi, addirittura si arriva a un tasso di mortalità dopo il primo ricovero del 22% dopo il primo ricovero per riacutizzazione grave entro un anno. Quindi, questo per farvi capire la gravità dell'evento. E inoltre anche si è visto che c'è una mortalità legata soprattutto ad eventi cardiovascolari, questo per sottolineare come ci sia il paziente con BPCO non muoia solo di
complicanze respiratorie ma anche di complicanze cardiovascolari. Ecco, quindi una patologia insomma decisamente molto grave ed importante, che ha delle conseguenze che vanno a impattare molto sulla qualità della vita del paziente, ma che impattano anche sul sistema sanitario nazionale non poco. Certo, si pensi che ogni anno ci sono tra i 70 e i 100.000 ricoveri per riacutizzazione di BPCO in Italia, e con una durata del ricovero di una media di 7 giorni, quindi è essenziale agire sì sul trattamento ma anche sulla prevenzione di questi eventi. E quindi il nostro lavoro come pneumologi è anche quello di prevenire le riacutizzazioni, come con strategie comportamentali e farmacologiche. Quelle comportamentali in primo luogo sono l'abolizione del fumo per chi ancora di questi pazienti fuma, e consigliare uno stile di vita sano, una moderata attività fisica quotidiana, un'alimentazione corretta e un'attenzione a non essere né sovrappeso né sottopeso, perché anche si è visto che anche chi è sottopeso nei pazienti con BPCO ha una prognosi sfavorevole. E in secondo luogo il trattamento farmacologico, in primo luogo le vaccinazioni, quelle consigliate contro il Covid, contro l'influenza e anche contro lo pneumococco e lo zoster, ecco. E poi abbiamo il trattamento farmacologico inalatorio. Questi sono farmaci che sono farmaci che si assumono con dei device inalatori molto simili a quelli che comunemente si vedono nel paziente asmatico, che spesso sono sottovalutati dai pazienti, però sono molto molto importanti, perché si è visto proprio anche da ultimi studi che sono in grado di ridurre significativamente la mortalità nel lungo periodo in questi pazienti. Ecco, ricordo intanto ai nostri telespettatori che se vogliono intervenire e hanno delle domande da fare alla dottoressa Romagnoli e al dottor Bonato possono farlo telefonando al numero che vedete in sovraimpressione sullo schermo a vostra disposizione appunto per le domande. Dottor Bonato, volevo chiederle, ma la BPCO è quindi associata solo al fumo di sigaretta o ci sono anche altre diciamo, cause scatenanti? Diciamo che il fumo di sigaretta è la causa principale, il principale fattore di rischio, però sono riconosciuti, essendo una malattia comunque multifattoriale, sono riconosciuti anche altri fattori di rischio, sia ambientali, come ad esempio l'esposizione professionale per chi lavora in ambienti polveroso esposto a fumi di saldatura, ad esempio a polveri o sostanze tossiche, o l'inquinamento atmosferico. Si è visto che c'è una correlazione rappresenta un fattore di rischio importante, e anche fattori di rischio intrinseci, diciamo, legati alla storia del paziente. Ad esempio i soggetti che sono nati prematuri hanno un rischio maggiore, se cominciano a fumare, hanno un rischio maggiore di sviluppare la BPCO, o anche chi è asmatico, o anche ad esempio chi ha storie di infezioni ricorrenti durante l'infanzia. Mi è venuto uno spunto, dottore, da chiederle, visto che siamo anche in un periodo di primavera con particolari allergie respiratorie, può essere in qualche modo anche un elemento scatenante questo, o che comunque va ad aggravare una situazione? Allora, di solito in chi ha un substrato asmatico, molti BPCO hanno anche una storia pregressa di asma, e in questi pazienti sicuramente se c'è una componente allergica dell'asma c'è un rischio maggiore di esacerbazione, ecco, di riacutizzazione della malattia. Prima la dottoressa Romagnoli citava anche altre gravi patologie, no, dottor Bonato, che sono associate al fumo di sigaretta. Vogliamo quindi approfondirne qualcuna, sì, vedere che effetti poi possono avere per i pazienti? Sì, in primo luogo va fatta una premessa, come diceva la dottoressa Romagnoli, che tutte le patologie respiratorie, anche quelle non strettamente correlate al fumo di sigaretta, quando c'è un'esposizione al fumo, queste vanno a progredire più rapidamente e più velocemente verso l'insufficienza respiratoria, cioè la necessità di utilizzare in maniera pressoché continua una supplementazione di ossigeno oppure anche la necessità di una ventilazione assistita meccanica domiciliare non invasiva. L'asmatico che fuma, ad esempio, ha un maggior rischio di sviluppare appunto la BPCO e un maggior rischio di riacutizzazione e di scarso controllo della malattia.
Un'altra patologia invece fumorelata è l'enfisema polmonare. L'enfisema polmonare rappresenta sostanzialmente la distruzione degli spazi alveoli, degli alveoli polmonari dovuti all'infiammazione cronica del fumo di sigaretta. È come se il nostro polmone avesse tanti buchi, diciamo così, per renderla in termine più comprensibile. E è una condizione che si associa prevalentemente ai pazienti, si associa frequentemente alla BPCO, quindi di solito una buona parte dei pazienti con BPCO hanno anche enfisema, ed è importante perché impatta molto sulla sintomatologia e la qualità di vita, cioè i pazienti con BPCO ed enfisema hanno più sintomatologia più grave e quindi hanno una peggior qualità della vita e una maggior disabilità. E poi sicuramente il tumore al polmone che diciamo, è considerato un big killer, nel senso che nell'uomo è la prima causa di mortalità per tumore negli uomini, del 35% circa, nelle donne la seconda causa con un 25% circa, e si è visto che negli ultimi anni c'è mentre per gli uomini la mortalità è pressoché stabile, c'è un aumento della mortalità nel genere femminile. Questo è dovuto sostanzialmente questo rispecchia il fatto che le donne storicamente abbiano cominciato a fumare più tardi degli uomini, cioè noi vediamo i casi di tumore che vediamo oggi sono dei pazienti che hanno cominciato a fumare verosimilmente tra gli anni 80 e 90. Ecco, quindi è significativo, no, questo, quindi dell'importanza di sensibilizzare la popolazione sui rischi del fumo. Vediamo, no, in questa differenza di genere tra donne e uomini si stanno equiparando proprio perché nella parità tra i sessi purtroppo le donne stanno cominciando a fumare molto di più di quello che facevano qualche anno fa e purtroppo si ammalano, quindi molto di più anche rispetto al passato. Dottoressa Romagnoli, qual è il ruolo della pneumologia, proprio nello specifico per quanto riguarda la diagnosi e la prevenzione anche del tumore al polmone? Certo. Allora io farei giusto un passo indietro, perché c'è una puntualizzazione che vorrei assolutamente fare, riprendo un po' le ultime parole del dottor Bonato, cioè che purtroppo il fumo di sigaretta diventa un'abitudine sempre più dei giovani. E adesso vediamo, anche basta andare alle uscite delle scuole, anche medie, che vediamo i ragazzi cominciano a fumare a 13-14 anni. E questa è una problematica veramente enorme, e tutti questi affini, come li abbiamo così definiti prima, quindi sigarette elettroniche, eccetera, diciamo che hanno avuto un grande impatto sui giovani, perché sono stati proprio oggetto di marketing, è un vero e proprio marketing che è stato fatto, quindi magari arricchendoli con aromi accattivanti o con design particolare. Sui giovani questo ha fatto un grande impatto, per cui abbiamo veramente dei fumatori giovanissimi, motivo per cui noi andremo il 31 di maggio proprio nelle scuole per cercare di fare una campagna contro il fumo di sigarette e fare capire ai nostri giovani che non è moda, non è essere adulti, fumare, è semplicemente già fare dei danni ai nostri bronchi, ai nostri polmoni, danni che non si cancellano più. E quindi è anche questo il ruolo della pneumologia, no? Cioè quello di informare, di fare sensibilizzazione per la prevenzione. L'altra cosa da sottolineare, che diceva prima il dottor Bonato, sono le donne, perché le donne storicamente hanno sempre fumato molto meno, no? Nelle nostre generazioni precedenti di fatto le donne non fumavano, poi hanno cominciato a non essere più casalinghe, a lavorare, quindi ha cominciato a fumare, e tanto per dire l'Istituto Nazionale di Tumori di Milano nel 2017 aveva espresso questa grande preoccupazione perché c'era stato 1 milione di donne in più fumatrici rispetto al 2016, quindi in un anno c'era stato un aumento di 1 milione di donne fumatrici rispetto all'anno precedente, quindi questo ci fa capire una crescita esponenziale veramente. Una crescita esponenziale del numero di donne che fumano, e quindi, come diceva prima il mio collega, più mortalità, cioè più malattia e più morbidità, quindi più mortalità anche nel sesso femminile. Allora,
La pneumologia qual è il suo ruolo? È un ruolo, come dicevo, di informare, quindi di fare comunque prevenzione e purtroppo di dover diagnosticare le malattie quando ormai il danno è fatto e quindi quando le malattie sono già di fatto in atto. Il tumore del polmone, diciamo che la pneumologia per la diagnosi e tutta la gestione di questa nefasta malattia è diventato centrale perché fino a circa una quindicina, quindi anche molto recente, insomma, poi fino a 15 anni fa circa era un po' il chirurgo toracico che era il protagonista nella gestione di questa malattia. Ma perché questo? Perché non c'era una tecnologia adatta a cercare di diagnosticare questa malattia ancora in una fase un po' più precoce. Adesso negli ultimi 15 anni, anche 20 ormai, tutta la tecnologia, quindi con tecnologie tipo ecoendoscopia endobronchiale, quindi con sonde lineari, radiali, ormai c'è veramente uno sviluppo enorme nel senso della tecnologia che ci è venuta in nostro aiuto, sia come cittadini che anche appunto come professionisti, per cui lo pneumologo è lo specialista che riceve per primo, quindi in primis, il paziente che ha un sospetto di tumore del polmone, che quindi viene inviato per esempio dal medico di medicina generale oppure da un altro specialista o un pronto soccorso, perché magari il paziente arriva per un trauma, gli fanno una radiografia e scoprono che c'è una lesione sospetta a livello del torace, insomma tanti canali per cui alla fine è lo pneumologo che diciamo riveste un ruolo fondamentale. No, mi scusi, sì, la interrompo prego. un attimo perché mi segnalano dalla regia che abbiamo una telefonata in Prego. linea, allora sentiamo chi ci chiama e cosa chiede, poi torniamo a parlare di questo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno a voi, sono Enrico della provincia di Padova. Buongiorno Enrico. Complimenti per la trasmissione. Volevo appunto porre una domanda, un paio di domande al dottor Bonato, in quanto io sono un ex fumatore, dal 1997 ho avuto una broncopolmonite e quindi poi alla fine ci sono sempre stati episodi di bronchiectasie, tosse, sempre bronchite cronica, in pratica non sono più stato bene, ma io volevo domandare al dottore, che parlava prima di attività fisica, di fare una leggera attività fisica, se per il nostro caso, diciamo, per chi soffre appunto di bronchiectasie, faccia bene o no questa attività fisica, perché io qualsiasi attività fisica che faccio, praticamente il giorno dopo, invece di avere beneficio, ho sempre un eccesso di muco. Ho provato di tutto e di più, l'aerosol di tutti i tipi, con acetilcisteina, che poi alla fine non riesco più a tollerarla da quanto ne ho fatte. Alla fine vado alle terme, e faccio l'aerosol, insufflazioni tubariche, perché ci ho fatto anche dell'otite catarale, sono stato operato i polipi, sempre come causa di questo polmone che purtroppo non lavora bene. Io volevo chiedere solo al dottore appunto che tipo di attività fisica bisogna fare per star bene e non star male, perché io ogni volta che faccio attività fisica ho un eccesso di muco per un paio di giorni, quindi ho riscontrato che non mi fa molto bene. E volevo fare questa domanda al dottore, che tipo di magari di villeggiatura si può fare, consigliano il mare, ma se si può andare anche in montagna, se basta cambiare aria, insomma, diciamo, per trovare un po' di beneficio a questa patologia. Grazie, allora grazie e sentiamo la risposta del dottor Bonato. Innanzitutto, allora io dico che partendo da un concetto che comunque la patologia di cui soffre il paziente rientra nello spettro, può rientrare nello spettro delle patologie fumorelate, però le bronchectasie sono leggermente diverse come patologia rispetto alla BPCO di quando si parlava prima. Nel caso specifico del paziente è primario più che altro fare un ciclo, o meglio un percorso di riabilitazione respiratoria, di fisioterapia respiratoria che si effettua in centri specializzati in cui appunto
si viene presi, si effettua un insieme di attività fisica e tecniche di riabilitazione, sia per quanto riguarda l'aspetto motorio che per quello respiratorio e polmonare. Cioè, ci sono tutta una serie di tecniche che aiutano il paziente a aumentare la clearance, cioè l'espettorazione, aiutarlo nell'espettorazione, nell'eliminazione dell'eccesso di catarro, di muco, e quindi il consiglio mio è rivolgersi primariamente a questi centri, ecco. Lì gli verrà appunto anche spiegato come fare questo tipo di attività, ecco, sia di riabilitazione polmonare che anche un avvio all'attività fisica, ecco, in generale. Ecco, cambiare aria, chiedeva anche il signor Enrico, fa bene o no andare in montagna o al mare? Sicuramente in montagna c'è meno inquinamento, quindi questo è quello che mi viene a dire. Ovviamente in chi è broncopneumopatico bisogna sempre stare attenti alle altitudini, perché ovviamente più andiamo in alto sul livello del mare più diminuisce la concentrazione di ossigeno nell'aria, quindi buona norma stare sicuramente sotto i 1000-1200 metri, ecco, di quota. Ecco, allora io direi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, diamo la linea alla regia, poi ritorniamo in diretta per continuare a parlare delle patologie correlate al fumo. A tra poco, restate con noi. Ecco, allora siamo di nuovo in diretta, ben ritrovati per parlare di malattie polmonari correlate al fumo. Abbiamo in studio la dottoressa Micaela Romagnoli, direttrice dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, e il dottor Matteo Bonato, dirigente medico della pneumologia del Cafoncello, quindi di nuovo in diretta per parlare di questo tema importante, perché lo dicevamo in apertura, il 31 di maggio è la giornata mondiale senza tabacco, e quindi è molto, molto importante che la popolazione sia sensibilizzata su questo tema, visti appunto i numeri purtroppo delle patologie correlate al fumo di cui dicevamo prima. Vi ricordo ancora che potete partecipare se avete delle domande da fare ai nostri ospiti telefonando al numero che vedete in sovraimpressione. Dottoressa Romagnoli, stavamo dicendo prima della telefonata del telespettatore appunto del ruolo, no, dello pneumologo nella diagnosi, nella prevenzione, in particolare della più grave, insomma, delle patologie correlate al fumo, che è appunto il tumore al polmone. Sì. Beh, allora, come dicevamo prima, quindi negli ultimi 15 anni circa, diciamo che la tecnologia ci ha veramente aiutato la nostra branca pneumologica, ma non solo la nostra branca pneumologica, direi proprio anche i cittadini e i pazienti, perché abbiamo adesso a disposizione delle procedure molto sofisticate, quindi con ecografi endobronchiali che riescono a vedere per esempio linfonodi che sono adiacenti alle strutture principali del mediastino, che è questa cavità virtuale tra cuore, polmoni e parete toracica, e non solo i linfonodi ma anche proprio le lesioni stesse, quindi riusciamo a vedere sia, diciamo, lesioni centrali che anche lesioni più periferiche. E questo ha di fatto completamente cambiato il ruolo della pneumologia nella diagnosi e nella gestione di questa terribile malattia, perché adesso noi siamo in grado di fare una diagnostica sempre più anche a stadi precoci della malattia, che purtroppo ancora non sono la maggior parte, quindi ancora quando i pazienti arrivano da noi purtroppo oltre la metà dei pazienti è già in uno stadio avanzato della malattia, però comunque riusciamo a fare una diagnosi e riusciamo non solo a fare una diagnosi di tipo morfologico, no? Quindi non so dire che tipo di tumore è, adenocarcinoma, carcinoma squamoso, eccetera, ma addirittura di fare anche una diagnosi di tipo genetico, di tipo molecolare,
perché le conoscenze nel frattempo della medicina sono andate veramente molto avanti e in questi ultimi anni sono stati fatti dei progressi enormi, quindi si è scoperto che quando i tumori per esempio esprimono certi tipi di recettori o di proteine a livello della membrana delle cellule, ci sono possibili delle terapie mirate, quindi che non sono più le chemioterapie classiche, ma tutto questo ovviamente va nella classificazione generale della malattia, perché ogni malato è un paziente a sé, quindi andare a vedere su internet che cosa comporta questo o quell'altro neoplasia del polmone è sbagliato, perché ogni paziente a seconda della sua classificazione di gravità, a seconda degli organi che sono coinvolti, del tipo di linfonodi, eccetera, ha una classificazione di gravità che è diversa e che richiede terapie anche, approcci terapeutici diversi. Quindi tutto questo, diagnosi molecolare, classificazione di gravità con sadiazioni, poi non solo a livello così di procedure endoscopiche ma anche di TAC o di PET, è tutta in gestione della pneumologia, che però ovviamente non può lavorare da sola, ma come succede adesso oggigiorno in tutte le patologie più complesse, si avvale della discussione multidisciplinare. Quindi abbiamo noi a Treviso, ma non solo a Treviso, ormai in tutto il mondo si fa in questo modo, cioè abbiamo delle discussioni a più specialisti, dove ovviamente noi conduciamo il caso perché il caso ce l'abbiamo noi in gestione, ma lo condividiamo con altri specialisti, quali oncologi in primis, chirurghi toracici, radiologi, che hanno anche loro un ruolo fondamentale nella stadiazione proprio della malattia, radioterapisti, medici nucleari per la PET, insomma abbiamo quindi almeno 5-6 discipline che tutti i lunedì si ritrovano per discutere i casi perlomeno più complessi. Quindi è un po' una presa in carico a 360 gradi, insomma, del paziente. Abbiamo un'altra telefonata, ci segnalano dalla regia, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Fedele Ilario qua a Feltre. Buongiorno, prego. Ho 87 anni, io ho avuto una pleure bilaterale del 74, doppia a destra e una a sinistra, però dopo è stata curata, ho fatto 9 mesi anche di tretto. Non ho più avuto problemi, mi sono costruito anche la casa. E dopo, adesso questi ultimi anni qua, questo Covid, non so che, senza fare una polmonite, e dopodiché adesso io ho sempre catarro, una tosse che non me lascia più, anche le notti mi tocca alzarmi, e adopero il BiPAP anche la notte, ma adesso mi dà fastidio che la maschera portata, e ora non so più neanche cosa fare. Ho provato tanti antibiotici. L'unica roba che ho trovato un po' è Cemion C e Livin C, ne piglio 3 al giorno, con quello mi sento un po' diciamo sollevato, ma se no così io ho visto la vostra trasmissione qua, io questa cosa sentiamo un po' se c'è qualcosa che può fare, va bene che ho anche l'età, diciamo, no? Intanto complimenti per gli 87 anni, no? Ecco, allora sentiamo chi vuole rispondere, dottoressa Romagnoli, prego. Allora, intanto grazie per la domanda. Allora, diciamo che da quello che ho capito ci sono un po' problemi di vario genere, perché il signore ha detto che ha avuto da giovane una pleurite bilaterale, se non ho capito male, ma che ovviamente questo non è correlato, ecco, con il fumo, quindi probabilmente è stata o un'infezione o una fase di scompenso cardiaco, insomma non sappiamo bene. Poi ha avuto quella famosa polmonite, anche se solitamente dalle polmoniti, che sono eventi infettivi sia virali che batterici, solitamente si guarisce, ecco, quindi non lasciano sequele le polmoniti infettive. Però ho captato che il signore ha detto la BiPAP, se non ho capito male, questa maschera di notte, quindi non ho capito se sia... Che adopera tutte le notti. Che adopera tutte le notti, potrebbe essere o un ventilatore perché ha bisogno, per il discorso che dicevamo prima, della ipercapnia, o forse una CPAP per le apnee del sonno. Questo sarebbe un attimo da stabilire, ma a parte quello, in chi ha fumato soprattutto
come diceva prima il dottor Bonato, si può instaurare questa, se non altro, bronchite cronica, no? Cioè questa produzione di muco continua, cronica, che è presente quotidianamente e che anche, come diceva il signore di prima della domanda precedente, impatta sulla qualità di vita, perché è ovvio che avere delle secrezioni da espettorare tutti i giorni può diventare molto impattante, anche addirittura adesso il signore ha 87 anni, ma ci sono persone più giovani che sono ancora in età lavorativa e alcune volte devono addirittura cambiare lavoro perché non riescono diciamo così, a svolgere la loro attività in maniera così autonoma. Allora, suggerimenti per il caso specifico, mi riallaccio un pochettino a quello che diceva il dottor Bonato prima, cioè la riabilitazione respiratoria che non gestiamo noi direttamente come Pneumologia di Treviso, ma c'è un centro assolutamente eccellente a Motta di Livenza, quindi siamo fortunati perché sono centri molto rari sul territorio italiano e quindi averne uno vicino, insomma, siamo anche fortunati. E sono molto utili, ecco, questi centri, perché danno intanto così dei suggerimenti sulle abitudini quotidiane di vita e poi perché tramite l'utilizzo di tecniche, per esempio per produrre la tosse, per cercare di aiutare a fare spettorare, quindi con la presa in carico anche di bravissimi fisioterapisti si riesce ad avere dei risultati sicuramente non perfetti, però si riesce sicuramente a migliorare la qualità di vita, a ridurre le riacutizzazioni, a migliorare la tolleranza allo sforzo, quindi si riesce a migliorare la situazione, non a portarla alla norma, ma a migliorarla sicuramente, ecco. Volevo dire che io non ho mai fumato neanche in vita sua, quello è quello. Sì, e dopo sono stato operato 5 volte di protesi d'anca, forse anche troppo stando a letto, e là anche che ho preso la polmonite e adesso sto dormendo sempre di schiena, non riesco a girarmi dove sono stato operato. Può darsi che influisca anche quello? Sì, può darsi che sia quello. Se lei non ha mai fumato, è stato bravissimo. Ho veramente... provato a prendere il vizio ma non sono stato capace. Probabilmente ci sono delle bronchiectasie, quindi anche in lei sono problemi abbastanza diffusi questi che danno questa espettorazione abbastanza cronica e continua, insomma, e quello si vede con le TAC. Ecco, allora ringraziamo il signore per averci chiamato. Un'altra domanda volevo fare al dottor Bonato, perché insomma parlando sentiamo tanti termini, tante cose che sono diventate, come dire, di uso comune, sono difficili per noi profani, diciamo, ma ci siamo un po' abituati, no, a sentirle a causa del Covid, no, purtroppo in questi ultimi 3 anni. Quindi questa pandemia, diciamo, che abbiamo vissuto e che ha visto la pneumologia ovviamente in prima linea proprio nella lotta alla malattia, che impatto ha avuto anche su tutte queste altre patologie, insomma, che voi seguite, di cui stiamo parlando? Sì, certamente c'è stato per via della pandemia, molti pazienti, vediamo anche oggi, non avendo avuto accesso purtroppo per un motivo o per l'altro alle visite di controllo, molti si sono, diciamo, trascurati, non per colpa loro certamente, però li vediamo anche magari dopo non averli visti dopo 2, a volte 3 anni, soprattutto in chi magari era a controllo, a follow up per dei noduli polmonari che magari erano anche benigni, però comunque che andavano controllati, ecco. Abbiamo questo tipo di problematica, oppure anche sempre anche con i pazienti per VPCO o gli asmatici che hanno forme di asma un po' più grave, che richiedevano un controllo semestrale, annuale, aver saltato 2 o più controlli porta comunque a un peggioramento sicuramente del controllo della malattia, perché non abbiamo potuto mettere in atto strategie terapeutiche
volte alla prevenzione anche di un aggravamento della condizione. Anche perché c'era il timore poi, no, Sì. degli stessi pazienti a recarsi in ospedale, soprattutto Certo. nelle prime fasi della malattia, a maggior ragione magari per chi aveva dei problemi polmonari, anche Sì, il ci fatto sono- di affrontare no, farei l'ospedale. anche un paio di precisazioni, che tutti noi eravamo, dunque intanto per gli asmatici gravi c'è stata una rapidissima conversione alle terapie biologiche, per esempio, che venivano a fare da noi mensilmente, a farle a domicilio. Per cui anche le stesse aziende, insomma, farmaceutiche, hanno avuto un processo rapidissimo per cercare di rendere queste terapie in formulazioni tali da poter essere autosomministrate. E Quindi questa è una questo buona è notizia, stata una senz'altro. cosa eccezionale, veramente eccezionale. L'altra cosa che volevo così precisare, che si rifà un po' alla sua domanda ultima, è che eravamo molto sorpresi dal fatto, se ricordi Matteo, che nei nostri ricoverati per queste forme gravissime di polmonite da Covid abbiamo visto pochissimi asmatici e pochissimi BPCO, cioè praticamente quasi, non dico quasi zero, ma sicuramente un Pochi. 5-10% massimo, non di più. E quindi ecco, se dobbiamo dare un messaggio alla popolazione, direi che chissà se è perché forse questi pazienti facevano già delle terapie respiratorie croniche per controllare appunto la loro asma oppure la loro BPCO, sono stati ma poi anche dati della letteratura, cioè non solo quello che abbiamo visto noi in ospedale. Dati della letteratura internazionale hanno appunto dimostrato questo, cioè che i pazienti con malattie respiratorie croniche, così come per esempio anche nelle fibrosi polmonari, sono stati molto meno impattati dal Covid. Un po' a sorpresa direi questo Molto dato. sorpresa, sì, però questo è stato infatti a noi ha sorpreso, ma poi in tutta la comunità scientifica questo dato è stato confermato, quindi sono fatte anche appunto delle ipotesi, probabilmente che siano i broncodilatatori o i corticosteroidi inalatori, probabilmente c'è stato un qualche cosa della terapia assunta in cronico per queste patologie che probabilmente ha protetto da questa malattia. Ecco, allora abbiamo un'ultima telefonata, sentiamo velocemente dal telespettatore perché abbiamo ancora pochissimi minuti. Pronto, buongiorno, chi parla? Pronto, buongiorno, mi chiamo Rinaldo, chiamo da Venezia. Buongiorno. Ho 80 anni anch'io, c'è la giornata di giovanotti a Cuo, va bene. Lì ho cominciato a fumare che avevo 9 anni. Ho fumato quasi fino ai 40. Che è arrivato c'era qui i contrabbandieri, finito la guerra, va bene. A 40 anni andavo a mollo con i piedi, me ne veniva fuori subito e tosse come una spiaggia. E voglio dire ai giovani, se volete portare scarpe da adesso, non stai fumare, perché io ho visto mio padre morire con l'efisema polmonare e anche uno zio. E il fumo distrugge i tessuti di polmoni. Non fumate, fa male. Se volete avere una bella vita, godetevela la vita. Non fumate. Anch'io fumavo, mi pareva 10 anni, mi pareva di averne 15 e a bravura. Ma l'ho pagata perché fino ai 60 sono avanti a curarmi, mi veniva fuori le pleure, mi veniva fuori tutto. Allora il fumo, e non è vero che motivi noi. Io ho 42 anni, ho deciso di non fumare, adesso che ne ho 80, non ho più messo una sigaretta in bocca. Se ti dai a volontà, chi riesce a buttare via il fumo, perché non c'è niente di peso, è il fumo gedissimo, che colpisce un poco alla volta e te lo vivi i polmoni. Grazie davvero, grazie a lei per averci chiamato e per questa testimonianza che chiude davvero con un messaggio. Sì, perché un conto è sentirlo dire. Grazie ancora. Sì, ringrazio perché un conto è sentirlo dire magari da
dai medici, dai Sì. sanitari, un conto è così, sul vissuto di una persona, quindi grazie davvero per questo intervento, tra l'altro verissimo. Sì, e quindi due parole per concludere, dottoressa, a chi ci sta ascoltando. Beh, allora, io partirei dal messaggio della campagna del No Tobacco Day di quest'anno, no? Cioè abbiamo bisogno di più cibo e non di tabacco, e aggiungerei anche qualcos'altro, abbiamo bisogno di più cibo ma anche di più acqua, perché se questi disastri climatici avvengono è perché sono stati preceduti da periodi di siccità mai vista prima. E i giovani, devo dire, sono molto sensibili alla salute del nostro pianeta, magari meno sensibili sulla propria salute perché ancora purtroppo iniziano a fumare presto, ma se avessero dei dati, ed è questo che andrò a dire nelle scuole il 31 di maggio, se avessero dati sui danni che fanno i mozziconi di sigaretta per terra, o alla quantità di acqua, vi do un numero, alla quantità di acqua che viene consumata per produrre le sigarette, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha calcolato 22 miliardi di tonnellate di acqua per produrre sigarette negli ultimi anni, 1 o 2 anni, quindi una cosa enorme, inimmaginabile. Noi abbiamo bisogno di acqua non per produrre sigarette, abbiamo bisogno di acqua per le nostre coltivazioni, perché non avvengano i disastri che sono avvenuti, come quello che abbiamo visto recentemente, e abbiamo bisogno che i campi coltivati da tabacco si trasformino piano piano in campi per coltivazioni di frutta, verdura o comunque diciamo così, elementi necessari alla nostra sopravvivenza, perché in caso di carestie non vivremo di tabacco, vivremo dei nostri campi coltivati. Quindi insomma non fumare fa bene alla nostra salute, ma fa bene anche alla salute del pianeta. Assolutamente. Con questo bel messaggio io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie alla dottoressa Micaela Romagnoli e grazie al dottor Matteo Bonato, e naturalmente grazie a tutti voi telespettatori che ci avete seguito da casa. Un buon pomeriggio, arrivederci.